Charlie 3, Dizzy. Tazzini, chiudi. Siamo qui! In un mondo che brucia tra guerre e tensioni crescenti dall'Ucraina alla Palestina c'è chi si addestra ogni giorno per essere pronto a operare dove pochi altri possono, dove la montagna è nemica quanto l'uomo. È la Extreme Patrol, l'esercitazione più dura delle truppe alpine dell'esercito italiano, 3 giorni e 3 notti ad alta quota tra Ega, il passo Costalunga e Moena in Trentino. Qui a oltre 2000 metri 12 pattuglie si sono misurate con prove estreme in condizioni quasi di guerra. Dall'infiltrazione con elicotteri CH-47 all'azione cinetica con colpi a salve e simulazioni laser Miles, fino al guado in acqua gelida del lago di Soraga. Ogni squadra, 10 alpini in totale autonomia, ha vissuto e combattuto per 3 giorni senza supporti esterni. Tra i protagonisti anche il 7° Reggimento Alpini di Belluno, orgoglio delle Dolomiti, punta di lancia di uno scenario europeo dove la deterrenza e la prontezza tornano a essere necessità, non ipotesi. Mi trovo nelle Dolomiti per partecipare all'attività Extreme Patrol e ricopro il ruolo di osservatore valutatore per le varie prove che vengono svolte all'interno dell'attività. A testare ogni movimento osservatori militari e droni, in campo anche il sistema Imperio, tecnologia avanzata di comando e controllo, e poi il soccorso di un ferito in zona ostile, evacuato in tempo record con elicotteri AB-205. Queste attività devono essere svolte rispettando dei criteri minimi e io sono deputato a osservarli e a giudicarli. Non solo muscoli e tecnica, ma valori e spirito di corpo. Nelle parole dei comandanti, la vera essenza della Extreme Patrol, formare soldati pronti al combattimento e alla solidarietà in ogni condizione. In un'Europa che torna a fare i conti con la guerra, i nostri alpini si addestrano per non farsi trovare impreparati.